La Federazione Italiana Gioco Calcio risponde no alla richiesta dell'Acragas Calcio di giocare ancora all'Esseneto senza impianto di illuminazione per un anno. Dunque domani alle 14:30 si giocherà forse l'ultima partita dell'Acragas allo stadio Esseneto. Dopodiché le partite casalinghe saranno giocate allo stadio De Simone di Siracusa. A confermarlo la stessa dirigenza dei biancazzurri che spiega: la società Acragas Città dei Templi, a seguito della decisione della FIGC di respingere la richiesta della deroga per l'utilizzo dello stadio Esseneto, informa gli abbonati che qualora dovesse persistere tale decisione sarà rimborsata la somma dell'acquisto dell'abbonamento a tutti coloro che ne faranno espressamente richiesta. Dal rimborso dell'abbonamento sarà detratto il costo delle due partite casalinghe. Gli abbonati che avranno intenzione di mantenere il titolo avranno la possibilità di scegliere il posto nell'apposito settore dello stadio di Siracusa. In alternativa, continua la società, qualora non si chieda il rimborso, agli abbonati della tribuna coperta sarà omaggiato un kit composto da borsa, completino da gara ufficiale e felpa da passeggio ufficiale. Agli abbonati di curva e gradinata che non chiederanno il rimborso sarà invece regalato il completino da gara ufficiale. Nonostante tale avversa decisione, concludono, la società continuerà con impegno e determinazione la stagione in corso.